L'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, nominato cardinale, forse manterrà il proprio impegno ad Agrigento. La conferenza stampa, Gloria Scafè. No, io ho detto grazie e voglio approfittare anche di questo momento per ripetere il mio grazie e la mia gratitudine a lui per l'atto di fiducia. La notizia data dai media è che nel giro di poche ore ha navigato fra i social network ha suscitato grande sorpresa ed emozione. L'arcivescovo Francesco Montenegro è stato nominato cardinale da Papa Bergoglio nel corso dell'Angelus che si è tenuto domenica a Roma in piazza San Pietro. L'annunzio inatteso è giunto a Don Franco mentre stava celebrando la Santa Messa nella comunità di San Francesco a Ribera. Dopo la benedizione finale si avvicina un fedele che comunica la notizia dicendo «È cardinale». No, inizialmente non ho creduto perché pensavo a uno scherzo, dato che è facile in questi tempi scherzare, resterà, se ne andrà, pensavo che fosse una battuta, poi mi hanno detto ma guardi sul cellulare, ho detto ne parliamo in sagrestia ma non sull'altare, e poi in sagrestia ho scoperto che era vero e la cosa mi ha un po' stordita, anche perché era in attesa, qualcuno non crede ma io non sapevo niente. Non c'era stata nessuna nuvoletta che preannunziava quel momento e quindi un po' di sorpresa e poi ho dovuto prendere atto della cosa. Quindi. L'essersi distinto per le opere di carità pastorale in una delle tante significative periferie del mondo che tanto sta a cuore a Papa Francesco è il motivo che ha concesso l'importante riconoscimento. Il Papa che lo volle accanto a sé nella sua visita a Lampedusa nel luglio del 2013. No, io l'unica cosa che dico è che questa nomina fatta dal Santo Padre non devo fare la spesa dei poveri, perché non devono giovarmi loro per diventare importante io. Io se ho lavorato per i poveri, ho avuto modo di dirlo anche al Santo Padre, l'ho detto tante volte, sono in debito con mia madre, che da piccolino quando mi allattava sempre mi diceva che devo amare i poveri. E da allora, un po' con lei, un po' da solo, sono andato avanti in questo. Quindi l'impegno continuerà, ma lo farò davvero come servizio, perché sarebbe un'offesa per loro se grazie a loro io mi ritrovo ora su una sedia diversa. E questo non vorrei mai farlo perché andrei contro la mia coscienza. Cosa cambierà adesso? L'arcivescovo che da quando è giunto in città ha detto «chiamatemi Don Franco» rimarrà ancora qui accanto al suo popolo? La mia permanenza ad Agrigento, il mio andare, non è legato a questa nomina, perché la nomina dipende dal Papa, diciamo così, è il Papa che la fa, mentre l'andare in un'altra diocesi, avere un'altra responsabilità, questo dipende dall'annunziatura e dalla congregazione. Per cui se io vedo il Cardinal Bassetti, lui è vescovo di Perugia ed è rimasto, potrebbero dirmi vattene, come potrebbero dirmi resta. A sorpresa anche questo. Che Monsignor Montenegro rimanga o meno ad Agrigento è al momento un punto di domanda. Intanto è certo che la Chiesa agrigentina sta vivendo un momento di grazia. Ora ci fermiamo, E sono davvero tanti gli interventi di congratulazioni e di orgoglio per la nomina a cardinale dell'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro. Sono così numerosi che è impossibile citarli tutti. Del resto si tratta di un riconoscimento che non esclude nessuno dal manifestare apprezzamento. Dunque, tra i tanti altri, anche un esponente agrigentino del governo nazionale, il ministro dell'Interno Angelino Alfano, si è rivolto alla cardinale Montenegro sia con un colloquio telefonico sia scrivendo. È un grande riconoscimento allo straordinario lavoro e al profondo impegno che l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro, ha profuso per i bisognosi e le persone in difficoltà. La sua prossima nomina cardinale è nel segno di una vocazione che lo ha reso punto di riferimento, in particolare ad Agrigento e a Lampedusa, per l'accoglienza a migliaia di migranti alla ricerca di prospettive di vita possibili. La speranza è il filo sottile che anima la sua missione, che ha dovuto affrontare spesso momenti dolorosi e difficili. È una gioia e un onore per noi tutti che sia rientrato nella rosa dei cardinali scelti dal nostro Papa Francesco, da sempre attento ai temi della carità e dell'accoglienza.